Sì. Io sto guardando il pubblico che ride, ma fondamentalmente sono tristi. Dentro, tu dici? Dentro, a parte che c'è una signora, adesso non so se si può dire in televisione dove siamo, sulla Sky, dove siamo? Sardegna 1. C'era una signora poco fa, non lo dico, è in questa fila, poi dovete capire voi. Quando stava ridendo per quel bravo cabarettista di Quando? può capitare a una certa età è partita la dentiera. Allora, aspetta, siccome l'hai visto anche tu, l'avete riconosciuto, il figlio di padre Ciofoli, allora, quel discorso del rito, c'è la signora Vertemüller che di là con la Sean Connery, io, il signore con i capelli laterali e Sean Connery, noi abbiamo dei personaggi, tra il pubblico, i più grandi comici. Guardate questo signore con i capelli laterali, che c'è qua vicino. Cioè, il problema suo non è che sta perdendo i capelli, è che questi capelli sono di 5 Stelle. Si stanno diradando. Beh, guardiamo il film, hai scioccata, questa qua. Allora, quel discorso che mi dicevi tu del groove. Sì, perché le tue origini musicali io le volevo un attimino capire. Sì, perché mi hanno sempre incuriosito. Nella prima marcia, quando abbiamo cantato Che tu Walk, ho parlato che c'era un personaggio, c'era Matteo, oh saluto lietamente, caro, non ti avevo riconosciuto. Allora, in prima fila vai a questa signora e stavo spiegando, ho detto Geppi Cucciari, tutte queste cose qua. Il groove, che cos'è il groove? No, non è possibile. Scusa, proprio da lì da voi, l'avete riconosciuto? Questo è quello che veniva nei paesi del Buddusò, quando va a segnare. Linda! Adesso sto senza lavoro da quando è uscito il pelle. A Borrino Fade, da quanto tempo lo conosci? Noi torniamo la sa. Il discorso del groove, che cos'è il groove? Cos'è? Io sono di Ploaghe. Ploaghe in sardo si dice come tu parlavi in chiesa, no? Leviamoci le piaghe, lui diceva, dalla nostra testa e dal nostro corpo, no? Sappiamo, dobbiamo tornare, Deo, so, deviate, viaghe sono le presu. Quindi allora, il groove è una sorta di... Certo, il ritmo, chiediamo a questo mammifero perché non incazzati, una signora poco fa, signora, io un bel mammifero, poi sta mangiando una pesce. A un certo punto si gira e mi parte. Se non mi credete a questo mi si secchi quello che tocco. Si gira, a questo qui gli fate, come si permette il marito seguendo così fatto? E si abbassa per via capelli. Allora, si gira, sai, i capelli sembrano allora, è una cosa impressionante. Un abbraccio di Soleandro, E poi, è lì quella vecchiera. Questa, allora, la unica, questa signora vedova, io già lo so, li avete riconosciuti. E poi c'è Michael Johnson di Riviera, a me. E poi ci abbiamo, l'avete riconosciuta, alzati perché la gente. Signori, è con noi Anna Frank. Quante volte il diario l'abbiamo letto? E poi, signora, comunque 40 di mano, già giù io volevo sponsorizzare perché noi fondamentalmente siamo stati fortunati. Sì. Qui c'è un ragazzo che ho conosciuto all'età, ma l'avete riconosciuto? Ve lo ricordate? Quel programma che si chiama X Factor. C'era quel sassarese col pianoforte, cantautore, che ha cantato una canzone. Ve lo ricordate? È lui. Anzi, ve lo ricordate? Non sto scherzando. Questo ragazzo, questo! Con 100 euro per la pubblicità, sì. Leandro, abbiamo capito il groove. Il groove che cos'è? Però è una lei la mamma. Devo mandare la pubblicità. Perché la sta schifando? Mandala tu, dai. Fate la mamma. Che ne fai? La mandi tu, Leandro, la pubblicità? Sì. Da quella camera a fianco a te. Ma non ti spiego il groove. Ce l'hai già spiegato, è il tempo, il ritmo da seguire. Nel frattempo hai salutato mezzo pubblico. E purtroppo dobbiamo dare la pubblicità. Non ne faccio più di programmi. Pubblicità. Aspetta, si può dire. Ok, grazie Chico. Possiamo finire questa cosa di qua? Siete d'accordo? Anche se non siamo in onda. Tanto questa roba poi va direttamente in Equitalia. Quindi. Allora, questo ragazzo ha il groove. Che cos'è il groove? Vi faccio un esempio. Lucio Dalla, ve lo ricordate? Lucio Dalla è morto qualche giorno prima del suo compleanno, 4 marzo 1940. Il groove, Il groove, dai! Allora, in poche parole,
a Ploaghe, devo sottolineare che mi viene che sul che l'hai preso. Mia nonna, Bucciana Sau, questo non metto niente su Facebook, mia madre non te che lavoro in banca. Allora, mia nonna, questa signora girare si accadeva direttamente. Ma roba da matti, vale così bene tutti, vale. Quindi, che cosa è successo? Il gruppo è Bucciana Sau, questa è una storia vera. Vi ricordate Papa Wojtyła? Facevano quel concerto di Natale a Vaticano, no? 24 dicembre, c'era il Papa seduto nella sedia rossa, Gerry Scotti presentava artisti italiani e internazionali. Una dire, nonna, Bucciana Sau, e se non mi credete, mi si sente anche sul bello. A un certo punto c'era, ti do, Yul Brynner. Sentite la scena, Gerry Scotti, nonna stava mangiando, Bucciana Sau di Ploaghe, 92 anni, aveva un ticchio, chissà quanti di voi hanno dei ticchi. Il ticchio era questo, gli era partito un nervetto nel mento, il caio, tutto ciò che da voi. Lei conviveva con il problema era quando andava in chiesa, come tutte le donne anziane, a prendere l'ostia. Tutti i preti, senza tinta, dopo lo sguardo, perché non riuscivano a mettere la gettoniera. E tutte storie vere. A un certo punto Gerry Scotti fa, signori e signori, dalla Sardegna, che roba tua, aspetta, dalla Sardegna facciamo fuori onda, la gente è stanca. Dai, non farà una puntata! Aspettaci il fuoco. Dalla Sardegna, signori, Piero Maras, questo per spiegarvi il gruppo. Esce Piero Maras tipo un berretto così, ricordo contro le uditi, Piero Maras. Besi canta con Dionne Warwick, Sattia de Whitney Houston. Scusa questa gente che non lì. Esce quello lì, nonna fa, Maria mamma, a banda di mestre molto usati, molto Piero Maras. Canta Saoghe de Maria. Piero Maras ha una tecnica quando canta pianoforte. E comincia. Come gli ha visto la guancia a lei? Ha fatto Maria, cultura di Alabama. Ha visto, lei ce l'aveva fatto. Controlla l'assicurazione che tu gli dà la multi. Io ero piccolo, gli ho detto, nonna, quello è Piero Maras, quello c'ha groove. Quello è il ritmo, Lucio Dalla, non è malaido, non è gruppo. Insomma, stacca la telecamera sul Papa, allegro, sul Papa. Allora, noi eravamo, lo studio è qui, allora, Vaticano è qua, c'è tutto un coso di San Pietro, arrivi qui, ci colleghiamo, a un certo punto esce il Papa, Papa Wojtyła, Setsu della Cosa Rossa, e c'era il Papa, ve lo ricordate? Come lo inquadra Piero cantando, il Papa faceva Marina, cazzette che è? No, usa maladia! Parkinson! No! È curso che è neve! Aiuto, siamo serene! Questo è il gruppo è lo sconfinamento! Allora, Leandro, faremo una puntata solo con te. Non è questione con me. Te lo prometto. Il pubblico, queste persone qua, soprattutto questa parte qua, morirà un giorno, no? Prima di lasciare. E vabbè, quanto si può trattenere la signora di morte, di virtù? Il discorso è, mio nonno, e vi lascio con questa aforisma, da 92 anni, Villia Villu, si avvicina a un giornalista, quel pezzo di pane, come si chiama? Mollica. Si avvicina, Mollica e gli fa, questi l'hanno capito dopo, guarda. Parificio bene. Allora, e Vincenzo Mollica gli fa a mio nonno, un uomo saggio, ascoltava le Moduglia, suo poeta, Devonola, del Vesuzzo, e gli fa salve buon uomo, poche parole, non lo lei cosa ne pensa della morte? E non, contrario. Grazie sole, a dopo. A voi,